Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è la seconda parte di un video che è iniziato settimana scorsa, di una serie di settimana scorsa, quindi presumo che sia inutile dirvi che prima di vedere questo forse è il caso che andate a vedere quello precedente, ok? Però bando alle ciance perché abbiamo un sacco di roba da fare e ripeto, come ho già detto settimana scorsa, non so quanti video conterrà questa serie. Comunque passiamo a oggi dove andiamo a tirare sul cofano e lavoriamo di cattiveria al codice, ok? Però prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video, sigla! Avete fatto? Grazie millissime. Bene, allora qual è il problema di oggi? Beh, innanzitutto in questa serie stiamo ricostruendo il mio sito internet sfruttando Gutenberg e modificando il mio tema free. Allora, il problema che abbiamo al momento è la gestione della pagina iniziale, della home page, che come possiamo vedere ha delle dinamiche nel mio tema free che non sono adatte ovviamente a interpretare ciò che Gutenberg ci permette di mettere sul piatto. Come facciamo a risolvere questo problema? Allora, io direi intanto che vorrei andare a sfruttare il titolo e il motto per recuperare le informazioni qua dentro e potremo creare una call to action, ok? Che poi potremo gestire con ACF. Se non sapete come fare, trovate un sacco di video su ACF nel resto del canale, sono veramente 2 righe di codice, magari lo facciamo in un'altra lezione oggi. Lo buttiamo giù statico eventualmente. Dopodiché devo andare a sostituire questa occorrenza che appare nel momento in cui dalle impostazioni di lettura vado a settare la pagina come pagina statica e quindi viene letto il file front page che ha appunto queste caratteristiche che, come ho già detto più volte, nel mio tema free non permetto più di tanto la personalizzazione. Ok? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è andare ad aprirci la cartella del tema con un editor. Io come sempre userò il buon Atom. Se non sapete cos'è la cartella del tema, che cos'è il tema, cioè questo video non fa per voi, ok? Adesso dobbiamo smanettare, quindi è importante sapere dove mettiamo le mani. Allora, il percorso ovviamente è la cartella WP Content della nostra installazione, che rimanda alla cartella Themes, che rimanda alla cartella dove è stato installato il tema Sensei S2, che vado ovviamente ad aprirmi con Atom, e questa è la lista di file che compongono il nostro bel tema. Allora, la cartella di riferimento, anzi il file di riferimento per queste occorrenze della home page, essendo presente, è ovviamente da gerarchia di template, e anche in questo caso vi rimando a vedere il video sulla gerarchia di template di qualche mese fa, è il front page. Vediamo che situazione abbiamo. Allora, abbiamo un main dove viene caricata l'immagine iniziale che viene elaborata dal customizer attraverso l'apposita funzione. Dopodiché abbiamo una serie di condizioni. Vedete, alla riga 15 c'è scritto if is home and display header text, vuol dire se il sito è stato impostato nelle impostazioni di lettura come pagina iniziale del blog e la spunta che c'è nelle impostazioni di lettura display header text è attiva, allora mostra blog info name, che è il titolo, e blog info description, che è la descrizione. Fine della condizione. Se invece non è impostato come blog, quindi è front page, ok, quindi è pagina statica, come è il nostro caso, allora vai semplicemente a pescare le condizioni dentro Gutenberg, che a noi invece non fa comodo assolutamente, perché a noi Gutenberg serve più sotto, capiremo meglio dopo. Allora, la prima cosa che io andrei a fare è risolvere questa rottura di palle, quindi mi basterebbe, in teoria, adesso vado un po' anche a tentativi ragazzi, quindi venitemi dietro nei ragionamenti, mi basterebbe togliere le condizioni e togliere questa parte qua, che dovrebbe essere già a posto così. Quindi togliendo le condizioni e salvando, io adesso in pagina iniziale dovrei rivedere, vediamo se è vero, anche no, sta ancora caricando, perché sta ancora caricando, vediamo, sì, cache, ovviamente come sempre, vedete, svuoto la cache e in questo momento, non essendoci la condizione, lui mi legge il titolo e il motto, che si trovano qui, impostazioni di generali, ovviamente, o nel customizer, vedete, me li legge direttamente, a prescindere che sia una pagina statica nelle impostazioni di lettura o la pagina del blog. Benissimo. Siccome c'è poi un CSS del tema che permette di creare tutto ciò che è dentro main già come button, io credo, se non ricordo male, che se qui vado a mettere un punto divider, ovviamente sfrutto le classi del tema che conosco perché l'ho fatto io, e se qui vado ad inserire un marcatore A, che magari poi, adesso faccio proprio il test, get in touch, faccio giusto un test perché poi la posso rendere traducibile, e vado a ricaricare, dovrebbe uscire già un pulsante tipo, eccolo qua, guarda che bene, vedete, perché il tema è pensato proprio in questa maniera qua, no?
Quindi io adesso, per fare una cosa fatta bene, potrei rendere questa stringa traducibile andando ad inserire questa dicitura. Se slagga un po' è il video, ragazzi, non ci fate caso, quando scrivo tende a slaggare un pochino. E qui devo andare a mettere il text domain, quindi S2, ed è traducibile. Chiudo, così è a norma. Dopodiché questo testo e il link li potrei gestire, come dicevo all'inizio, andando a creare dei campi personalizzati con ACF. Quindi già facendo così, e se salvo, dovrei aver creato la prima parte ed è a posto e perfettamente responsive. Ovviamente molto bene. Adesso mi devo togliere dalle balle sta parte qua, perché tutta quest'area qui la voglio gestire con Gutenberg, cosa che ovviamente non mi è permesso di fare al momento, appunto per come ho pensato io il tema nella versione free. Ergo andiamo quindi a fare cosa? Andiamo a vedere cosa viene proposto qui sotto. Allora lui dice: se non è home ed è front page, mi vai a caricare il template part che corrisponde a main. Quindi nella cartella template parts dovremo avere il file main, vediamo un po', eccolo qua, main, perfetto. Sotto abbiamo, se invece è home, carica i rettangoli lì, quelli colorati, e vai a caricare il template di default che viene gestito da tutte le altre parti. Allora, a me sta bene questa condizione, e se vado a vedere main probabilmente mi sta facendo, vedete, una query custom che mi sta andando a recuperare appunto un post formattato in quel modo. Allora io potrei anche andare a tirare via tutta sta roba qua, obiettivamente, che non mi serve, dal file main, quindi tiro via tutto questo, tiro via tutta questa parte qui. C'ho il cane fuori che abbaia, ragazzi, se si sente ve la mettete via, non sto di sicuro a rifare il video perché il cane abbaia. Che rogna! And, mi potrebbe far comodo, vediamo, page, dove abbiamo un loop, sicuramente, potrei prendere sta parte qua, vediamo, article class spacer, post page, content no, colonna da 8 no, quindi non questo, perché c'ha la colonna che non voglio. Potrei prendere il full size, vediamo, che è questo qui, che dovrebbe essere uguale ma senza colonna. Eccolo qua, proviamo, male che vada, tiriamo via. Il post thumbnail non mi serve, quindi a me potrebbe servire questa parte qua, che mi vado a copiare, vado in main che ho qui, e teoricamente se me la copio dovrei solamente sistemare un po' di robe. Allora, immagine in evidenza non mi serve, e l'immagine in evidenza ce l'ho qua. Al posto, quale è il posto? The post thumbnails, responsive and if, no, mi serve il the content, non mi serve il comments template, perché questa qua è la pagina home, quindi chi se ne frega, e naturalmente non sarà mai vuota, quindi volendo non mi serve neanche l'else, quindi potrei anche tirare via questa parte qua e lasciare direttamente un end if, che però mi dà errore perché mi sono mangiato la chiusura. Molto bene, perfetto, fin qua ci siamo. Mettiamo un po' di ordine, sempre ordine. Sembra una massaia questa fissa che ho per l'ordine. Qui c'è un clear che non mi serve più assolutamente niente, neanche lo spacer, io lo metto direttamente da Gutenberg, e anche qui dovrei avercela fatta. Allora, se non ho fatto casini, fatemi un po' vedere, dovrei poter aver eliminato la parte che c'è sotto, molto bene, e questa parte qua dovrebbe essere gestibile via Gutenberg. Facciamo subito un test rapidissimo e andiamo a vedere se è vero, perché obiettivamente non lo sappiamo. Vediamo un po'. Modifica pagina, mamma mia, tutto lentissimo oggi. Ok, allora se io vado qua e li vado a prendere, facciamo un blocco media testo, dai, media testo, questo qui. Avevo già caricato dei file per fare i test, sì, ok, prendo questo e qua scrivo prima prova, tipo, che è un P, non me ne frega un cazzo, e andiamo a fare un H2, benissimo. E qua potrei mettere anche un po' di lorem ipsum, bla bla. Ok, se faccio aggiorna, teoricamente, ricaricando la pagina, dovrei poter vedere, sì, certo che sì. Ok, perfetto. Vedete, adesso mi sta leggendo Gutenberg, adesso io qua ci posso veramente buttare dentro tutto quello che voglio, però noto che è tutto meravigliosamente
full size, cosa che io non voglio. Quindi tutti gli elementi che voglio andare a gestire posso sfruttare la class content che ho all'interno del mio tema. Quindi potrei cliccare qui e andare sulle avanzate qua sotto. Ok, dopo qua ci sarà il mio faccione da tirar via probabilmente. Allora, vediamo qua, potrei aggiungere la class content che è presente nel mio CSS, che fa un contenitore da 1160 pixel margin 0 auto, ok, che scatta sotto i 1200 prima di diventare in percentuale. Vediamo se io adesso aggiorno e vado a ricaricare la pagina, questa dinamica diventerà contenuta, fantastico, vedete? Quindi se io vado a zoomare, mamma quanto slagga oggi, se vado a dezoomare abbiamo il blocco con il contenitore, molto bene, e questo ovviamente stacca a 1200, vedete? Tac, tac, tac. Però non va a capo. Perché non va a capo? Perché abbiamo un problema con Gutenberg. Problema si fa per dire, devo andare a dire no, va a capo perché Stack su mobile, vero, da qualche aggiornamento l'hanno introdotto come default, ok? Però in questo momento l'immagine è caricata come HTML, vedete? Quindi se io vado, mi permette di aprirla, questa è un'immagine HTML. Qual è il problema dell'immagine HTML? Che se io ho tanto testo, ovviamente quando stringo l'immagine diventa più piccola e il testo diventa più lungo rispetto all'immagine. Anche per evitare questa rottura di palle qua, Gutenberg ci mette a disposizione la possibilità di dire ritaglia l'immagine per riempire l'intera colonna. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che l'immagine non è più un'immagine HTML, ok? Ma è un'immagine caricata come sfondo, vedete? Non la posso più scaricare, è un'immagine caricata come sfondo che adesso ovviamente ha un background size cover e quindi si adatta perfettamente, anche se ha un'altezza minima, alle dinamiche del contenitore e della struttura. Ecco qua, vedete, qui c'è un altro piccolo problema che devo andare a sistemare, ovvero questo spazio che il media testo non prevede. Per poter gestire questa piccola dinamica a sua volta andiamo semplicemente e in maniera facilissima andiamo a creare un blocco spazio, ok, lo portiamo, che ne so, a facciamo 30 pixel, me lo porto su, lo metto lì, me ne duplico un altro per continuità e lo metto sotto, anche per poi adesso non mi ricordo, dovrò vedere che contenuti dobbiamo andare ad inserire qui. Faccio aggiorna, dovrei recuperare un po' di spazio qua sopra, questa si allarga e nel momento in cui vado a stringere, vedete, mi si crea lo spazio di cui avevo bisogno. Quindi considerando che se io adesso vado a richiamare il mio sito, che è quello che stiamo ricostruendo, ok, e vado a vedere un attimino fin qua, direi che ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Ci manca ovviamente da sistemare, adesso lo sistemiamo magari anche il discorso qui degli uppercase, vediamo, ok, e qua sotto invece posso andare a gestire, vedete, cominciare a gestire i vari contenuti, pulsanti e casini vari, ok. Allora qui abbiamo tutti uppercase che di qua non ho, di qua ho il capitalize. No, questi sono uppercase, ok, però questi qua sono in capitalize. Quindi, vabbè, ispezioniamo e vediamo perché. Presumibilmente abbiamo l'H1 main, vedete, eccolo qua. H1 main capitalize. Allora, anche in questo caso due opzioni: o vado a lavorare direttamente sul CSS del nostro tema, ok, oppure vado a lavorare sul CSS del customizer. Alla fine è la stessa identica cosa, tanto comunque sono fatte di child e non potete fare gli aggiornamenti. Però vabbè, allora andiamo a cercare questo H1 e poi qua sotto abbiamo questo, dove sei? Qua abbiamo questo, è lo stesso problema. Allora cerchiamo main content nel foglio di stile, style command F punto main content, vediamo cosa passa al convento. Nessun risultato perché ho scritto many, perché c'è un ritardo di scrittura, ormai sono dislessico nella scrittura, quindi abbiamo non questo, ma eccolo qua. Quindi abbiamo text transform, qua facciamo uppercase e qua sotto abbiamo il P, text transform e facciamo uppercase. Salviamo Mr. Uppercase e se andiamo qui a ricaricare, tengo aperto così mi becca anche, mi svuota anche la cache, e direi che anche questo l'abbiamo fatto. Vediamo un po'. Forse dimensioni sono un po' più piccoli questi. Ottimo, bene ragazzi, è tutto per questa lezione. Noi ci vediamo alla prossima lezione, la numero 3, dove andiamo a definire i contenuti della pagina, quindi insomma abbiamo un bel po' di roba da fare ancora. Anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima, see you next time.